Dopo 4 sconfitte consecutive, l'Akragas guadagna il suo primo punto del girone di ritorno e lo ottiene contro un avversario molto tosto, ben organizzato, che per ben 2 volte era riuscito a portarsi in vantaggio. Infatti al 24esimo il Locri passa in vantaggio con un tiro a giro di Zucco. Il pari arriva quasi subito, Sinatra lancia lungo in avanti, si avventa sul pallone Tuccio, il quale serve la corrente di Stefano che dalla sinistra entra in area e realizza il gol del pareggio. Nel secondo tempo un nuovo vantaggio dell'Ocri con Simonetta di sinistro che castiga Dregan con un pallone all'incrocio. Sembra tutto compromesso, ma sugli sviluppi di un calcio d'angolo Rechichi si trova solo davanti alla porta ed insacca il meritato pari. Finisce tra gli applausi della curva sud, ma la strada è ancora lunga da percorrere per l'Akragas, che intanto presenta alcuni nuovi calciatori. Si tratta del centrale di centrocampo belga Oliver Rammer, classe 95, proveniente dal Vancouver della Premier League canadese. Poi c'è l'attaccante serbo Ognjen Mundriski, classe 91, proveniente dal Mladost Gat Nove Sed. La seconda punta uruguaiana, classe 2000, proveniente dal Club Atletico Cerro. E poi c'è Domagoj Pusic, centrocampista croato, classe 91, che si trova già da Agrigento e si allena. Poi una trattativa molto avviata con l'ex portiere del Sassuolo, Gianluca Pegolo, classe 81, che farà da chioccia ai giovani guardiapali e che in caso di necessità indosserà i guantoni per difendere la porta biancazzurra. Infine il difensore Giulio Donati, classe 90, ex Monza, Atalanta, Milan, Parma, Torino, Sampdoria e Bayern Leverkusen. Sono tutti nomi fatti personalmente dal neopresidente Emanuele Canzonieri, il quale spera di metterle a disposizione del tecnico Favarin entro questa settimana. Sì, ripartiamo dal punto preso perché per come si era messa la partita sinceramente ero un po' amareggiato di nuovo per la prestazione dei giocatori che in questo momento danno il massimo. È chiaro che qualche difetto ce l'abbiamo perché non è cambiato assolutamente niente dal 1° dicembre che sono arrivato ad adesso, tranne 1 o 2 inserimenti. È chiaro che noi quanto prima dobbiamo metterci in condizione di poterle vincere queste partite. Oggi sinceramente è stata una partita che non abbiamo voluto perdere, abbiamo lottato fino alla fine, forse nel primo tempo con un pochino di più di fortuna potevamo fare il 2-1 subito dopo fatto il gol dell'1-1, però molto probabilmente questo fa parte del DNA di questo gruppo di giocatori che probabilmente un po' di mala sorte ce l'abbiamo in certi momenti. Però insomma diciamo che la prestazione sui giocatori non posso dire certamente niente, hanno fatto tutto quello che potevano fare, hanno messo in campo tutto l'impegno possibile perché non dimentichiamo insomma, che abbiamo qualche giocatore che è uscito con la febbre da poco tempo, però insomma queste sono tutte scuse, però la squadra direi che in generale si è comportata bene, il risultato sinceramente speravamo di fare qualcosa di più, però adesso abbiamo detto che prendiamoci questo punto e andiamo avanti. Mister, forse però siete entrati in campo un po' tardi. Diciamo che fino al 24esimo minuto, quando hanno segnato il gol loro, poi avete avuto una scossa, però fino ad allora avete rischiato più di una volta di capitolare con qualche errore di Dregan che una volta è uscito male, si è ritrovato con Fanguà alle spalle che fortunatamente ha sbagliato da 2 passi. Insomma ci sono stati dei grossi rischi prima del loro gol, siete svegliati. Le difficoltà che sono venute in quel momento lì è perché ci siamo un pochino impauriti, ci siamo preoccupati troppo di loro. Devo dirle che si nota una certa paura. Sì, anche nel fare, nel fare certe cose che in quel momento lì magari un pochino di personalità in più non guasterebbe. È chiaro che dobbiamo cercare di migliorare in quel senso lì, però è giusto quello che stai dicendo, noi abbiamo sofferto, anche perché eravamo, a un certo punto si marcava un giocatore di loro con 5 dei nostri, appunto perché avevamo paura di uscire in tempi di ritardo, ci mettevano in mezzo perché non dimentichiamo che loro hanno 3-4 giocatori davanti che sono di qualità, ottima tecnica e ci hanno un pochino impaurito. Poi dopo che hanno preso lo schiaffo
ti sei svegliato C'è stato e abbiamo avuto la possibilità di fare anche il 2-1. Però in effetti i primi quarto d'ora, 20 minuti abbiamo sofferto di brutto, ma anche un po' il secondo tempo, prima del gol, cioè il gol era nell'aria, perché non ce la facevamo più a venire fuori, non attaccavamo più alti, eravamo un pochino in difficoltà nel palleggio, lì purtroppo abbiamo bisogno di qualcos'altro. Credo che allora, i ragazzi oggi hanno dimostrato l'attaccamento alla società, l'attaccamento alla squadra, ai valori che stiamo trasmettendo un po' anche alla città, perché è questo che noi vogliamo che ci sia proprio una coesione tra la squadra, il tifo e la città. Pian piano riusciremo ad arrivare a questo, con i nuovi innesti riporteremo ancora di più di questo entusiasmo che c'è stato oggi. Io, se devo analizzare la partita, credo che un punto ci sia stretto. Abbiamo avuto un paio di occasioni nel primo tempo e non siamo stati in grado, per sfortuna, di metterla dentro, però ribadisco, come ho detto con la partita con la San Biase, che oggi i ragazzi hanno ancora di più dimostrato che hanno voglia di salvarsi. La voglia c'è, sono giovani, sono orgoglioso di loro, sono tanto orgoglioso di loro e credo che se avessimo avuto Pusic oggi in campo forse la musica sarebbe stata diversa. Quando lo vedremo in campo? La settimana prossima. Cioè sarà disponibile? Sì. Per qualche altro arrivo? Martedì c'è un altro arrivo, un centravanti, e in settimana arrivano altri due o tre elementi, quelli che avevo promesso arrivano tutti. Sono già pronti per giocare. Già disponibili per la prossima? Per la prossima saranno già disponibili. Sono italiane, sono straniere? Sono italiani. Extracomunitarie? Allora, ci sono 2 italiani e molto probabilmente un extracomunitario. Per me che extracomunitario c'è sempre il problema del visto. Stiamo già adoperandoci per quelle cose lì, per avere i documenti. Però dispiace che oggi non siamo riusciti a regalare ai tifosi una vittoria, ma credo che questo punto sia un punto di partenza per tutti. Abbiamo dimostrato alle città, hanno dimostrato alle città che ci sono. Quindi io oggi lo considero un punto di partenza, in tutti i sensi.